Inaugurato il campetto Paolo Borsellino a Palma di Montechiaro, una struttura da tempo abbandonata a se stesso e che ora il sindaco della città del Gattopardo, Stefano Castellino, ha provveduto a sistemare grazie anche alla collaborazione di associazioni locali, al bilancio partecipato a Massimo Amato e della Gattopardo Palma, restituendolo così alla fruizione della città, una struttura polivalente dove si può fare calcio, tennis e riqualificato da un punto di vista sociale. Il sindaco Castellino, allorquando si era insediato, l'aveva riaperto, ma oggi è stato restituito completamente alla piena fruizione dei cittadini e dei tanti sportivi e giovani che vogliono partecipare alla vita sportiva palmese. Ricordiamo che il giorno dell'Immacolata 8 dicembre il sindaco Castellino aveva posto nella piazza Giulio Tommasi di Palma le prime due statue dei fondatori, il duca Giulio Tommasi e lo scrittore Giuseppe Tommasi, autore del romanzo celebre del Gattopardo. Le statue realizzate in marmo bianco di Carrara dallo scultore Vincenzo Greco. E l'amore per questa comunità. In un modo o nell'altro siamo qui a servirla, e poco fa dice Alfonso Di Vincenzo, Alfonso ha mandato le foto di Veturati dove abbiamo messo le statue, dove un gruppo di cittadini a spese proprie, bellissimo, hanno acquistato delle stelle di Natale e poi in collaborazione con l'amministrazione sono state poste all'interno di Veturati. Le associazioni di volontariato, così come il gruppo comunale di protezione civile, i Falchi, Io Resto, ognuno di loro ha realizzato un addobbo per questa città. Io sono un indegno servitore della mia città, ma io amo la mia città, io amo Palma di Montechiaro e non finirò mai di ringraziare prima di tutti Dio e poi i miei concittadini di avermi dato questo onore. Spero che questa ulteriore fiammella che stiamo accendendo nel cuore della città possa continuare a divampare insieme a tutte le altre che abbiamo acceso per un nuovo rinascimento di questa comunità che da troppo tempo aspetta. Vi ringrazio veramente di cuore, ancora grazie alle forze dell'ordine, perché sono quell'aspetto essenziale, importante e fondamentale per il vivere civile e per poter veramente pensare a un futuro diverso. Grazie a tutti di esserci e speriamo di poter festeggiare tutto questo insieme a pandemia finita. Io chiudo sempre con quello che per me non è un motto ma è un augurio per tutti noi. Come noi osanniamo, per chi crede come me, la Madonna con il Viva Maria o le scuole di calcio in maniera più banale con il Viva Mia, in questo caso, ma vale un po' per tutti. Nel ringraziare veramente di nuovo la sezione Gattopardo, io vi saluto e vi abbraccio urlando nel cuore e con la voce: viva Palma di Montechiaro!